cucina, che profumo che c'è in casa. Mi guarda e chiede ehi come va, come va. Vuole che sorride, giuro lo vorrei anch'io. Mi chiedo come va, che siamo un po' tutti giù di morale a volte, ci giudichiamo a volte, siamo infelici forse tutti. Abbiamo paura di guardarci dentro, c'è qualcosa che non va, che non va. Ritorno indietro a quando ero un marmocchio, il vicolo cieco anche senza tramonto. Dicono il secolo occhio per occhio e io ero intrepido ma senza volto. Ero per le mie ma sotto sotto volevo essere coinvolto, che fosse un gioco, un'uscita, un racconto, non chiedevo poi molto. Dimmi a che serve scrivere dei testi, se quando provi a dire ti amo a chi vuoi davvero poi non ci riesci. E l'ho usata a sproposito quella parola, dandola a chi non se la meritava, quando in 30 anni non sono mai riuscito a dirla a mia mamma. Avevo le barre, pensavo bastasse, avevo le idee, pensavo bastasse, le conoscenze poi una relazione, pensavo questo mi bastasse. Mi dicevo la prossima cosa, la prossima mi farà essere felice più o meno, ma niente è bastato per colmare quel buco nero. Mamma cucina, che profumo che c'è in casa. Mi guarda e chiede ehi come va, come va. Vuole che sorride, giuro lo vorrei anch'io. Mi chiedo come va, che siamo un po' tutti giù di morale a volte, ci giudichiamo a volte, siamo infelici forse tutti. Abbiamo paura di guardarci dentro, c'è qualcosa che non va, che non va. Ho provato a pushare una volta, ci ho perso soldi. Ho la testa soltanto per scrivere strofe e riassumere il mondo diviso in racconti. Un vecchio per strada dipinge chiunque lo paghi, cattura i suoi tratti facciali fermando i secondi. Reti sociali catturano tonni, abbracci caldi di donna, il benedato ritorna. Remo in simbiosi col mondo, rappo su gocce di pioggia. La mia testa pesa un quintale, ma non posso ancora dichiarare, rese e quittare. Ho bisogno di chiedere all'ego che cosa gli manca per tornare in pari. Le mie sicurezze sono dei punti fragili sopra una fossa di cani. Io guardo un uomo negli occhi per il rispetto, non per la paura. Mi sento un dottore, nessuno capisce mai la mia scrittura. Giovane. Mamma cucina, che profumo che c'è in casa. Mi guarda e chiede ehi come va, come va. Vuole che sorride, giuro lo vorrei anch'io. Mi chiedo come va, che siamo un po' tutti giù di morale a volte, ci giudichiamo a volte, siamo infelici forse tutti. Abbiamo paura di guardarci dentro, c'è